Buon pomeriggio, benvenuti a Ore 13, il nostro spazio di approfondimento quotidiano che precede il telegiornale. Vi presento subito l'ospite di oggi, è Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ben arrivato. Allora, voi nel fine settimana scorso avete realizzato l'assemblea pubblica di Adesso Trieste, una sorta di congresso, possiamo chiamarlo così, insomma, parlando di una caratteristica dei partiti tradizionali, no? La lista civica è andata all'assemblea pubblica e da questa assemblea pubblica è nata una proposta al resto delle forze d'opposizione. Qual è? Esatto, abbiamo celebrato appunto la settimana scorsa la nostra assemblea cittadina, un momento utile per noi per fare il punto della situazione e programmare anche i prossimi passi. Abbiamo scelto di intitolarla Trieste la nostra casa perché è quello che stiamo ormai facendo da diversi anni, prenderci cura della nostra città, provare a costruire una Trieste più aperta, più accogliente, più sicura, più ospitale per tutte e tutti. E in quella sede, quindi nel momento in cui abbiamo riunito le nostre iscritte e i nostri iscritti anche per scegliere insieme i prossimi passi dell'associazione, abbiamo scelto questa volta di formulare una proposta aperta, quindi non solo all'interno dell'organizzazione ma anche alle altre forze politiche di opposizione in città, e cioè quella di, a partire ovviamente dal percorso di opposizione che abbiamo condiviso in questi anni e che ci ha permesso di fare molti passi avanti formulando e condividendo appunto delle proposte per il futuro della città, di lavorare per costruire una coalizione che sia in grado di concorrere appunto per il governo della città nel 2027, e di farlo ovviamente a partire da una condivisione programmatica, quindi iniziando a confrontarci in maniera strutturata non solo però tra partiti, liste civiche, soggetti presenti a vario titolo sul piano strettamente politico, ma anche con le tante realtà sociali, comitati, associazioni culturali, sindacati, organizzazioni professionali che in questi anni hanno interagito con noi e che anche nella sede appunto della nostra assemblea cittadina hanno manifestato l'interesse e la volontà di contribuire, ovviamente con un ruolo diverso perché non sono appunto soggetti direttamente politici, ma di contribuire alla costruzione di un programma per un futuro diverso di Trieste. L'obiettivo è un programma comune in qualche modo, un programma comune per, sì, con l'orizzonte delle elezioni del 27? Sì, esatto, perché siamo convinti che non basti dire e dimostrare, come facciamo anche con la nostra azione di controllo, di critica, ma anche di proposta in Consiglio Comunale, di sottolineare quanto l'attuale amministrazione sia inadeguata a rispondere ai problemi della città. Non basta quindi evidenziare i limiti dell'attuale governo, della giunta di piazza, ma serve ovviamente delineare un'alternativa credibile, concreta, radicale, perché i problemi che dobbiamo affrontare sono dei problemi importanti e che vanno affrontati alla radice, e che poi di riuscire ovviamente a raccontare questo programma nei rioni e in tutta la città. Quindi non basta mettersi insieme perché si è contro qualcuno, non è il modo, almeno non è il modo di fare politica che piace ad Adesso Trieste. Bisogna mettersi insieme sulla base di idee condivise, di progetti condivisi per il futuro della città, però ci tengo a sottolineare che sicuramente ci sarà del lavoro da fare, quindi è il motivo per cui a circa 2 anni dalla presunta data delle elezioni abbiamo scelto di formulare questa proposta, ma è anche vero che in questi 3 anni abbondanti di opposizione tante proposte in Consiglio Comunale e non solo le abbiamo già condivise. Penso per esempio al tema di una rete tranviaria moderna come alternativa all'inutile impattante ovovia, penso al potenziamento delle microaree e alla proposta di educativa di strada che ormai rivolgiamo da tanto tempo all'amministrazione. Penso alle tante battaglie che abbiamo fatto per mantenere il controllo pubblico sui servizi pubblici, ad esempio il tema dell'asilo di Roiano, che ci vede tutti coinvolti nel trovare un'alternativa che permetta di aprire quella struttura, garantendo però che tutti i 66 posti ricadano nell'ambito del pubblico e siano veramente accessibili a tutti. Ecco, ho fatto qualche esempio, ma per dire che appunto di lavoro ne abbiamo già fatto, va sistematizzato. Se ci sarà
la disponibilità anche degli altri, disponibilità che in linea di massima abbiamo raccolto come positiva già sabato scorso, quindi insomma ci aspettiamo di fare anche dei passi operativi in avanti. Ecco, quindi avete già, quello che volevo chiederle appunto, avete già qualche segnale insomma di disponibilità a lavorare insieme in vista proprio di questo programma in comune? Allora, il riscontro in generale anche nel corso dell'assemblea, sia da parte ovviamente delle socie e dei soci di Adesso Trieste, ma anche e soprattutto da parte degli ospiti esterni è stato positivo, quindi non abbiamo ovviamente formalizzato ancora nulla, ma ci aspettiamo che possa succedere nel giro delle prossime settimane. È chiaro che poi ogni soggetto politico giustamente dovrà confrontarsi al suo interno, anche a partire dalla nostra proposta, e poi raccoglieremo un riscontro almeno appunto sul partire con questo confronto. Io però sono fiducioso del fatto appunto che questi primi riscontri positivi si tradurranno in una partecipazione concreta, anche perché, ripeto, 2 anni possono sembrare tanti, ma noi siamo convinti che serva utilizzarli al meglio, intanto per definire un'idea condivisa di città, e ripeto, già alcuni passi si sono fatti nel corso di questi anni, ma poi soprattutto per raccontarla il più possibile fuori. La vera sfida che abbiamo davanti è di sconfiggere un'indifferenza purtroppo crescente nei confronti della politica. Tante persone, probabilmente a ragione, visto cosa ha fatto la politica negli ultimi anni, pensano che non valga la pena andare a votare, non valga la pena far valere le proprie idee anche mettendo quella X sulla scheda elettorale. Ecco, noi dobbiamo invertire questa tendenza, perché è uno degli strumenti che abbiamo in mano, la partecipazione attiva delle persone, per cambiare concretamente le cose. Quindi sconfiggere in qualche modo l'indifferenza sempre più presente insomma, verso la politica in generale, anche l'amministrazione delle città, non è una caratteristica solo della nostra città. Abbiamo titolato Opposizioni insieme per il prossimo sindaco, le chiederanno immagino chi potrebbe essere questo sindaco, però di nomi avete parlato, non avete ancora parlato? No, riteniamo che le cose vadano affrontate con ordine, quindi innanzitutto vada definita una coalizione che si ritrova non per appartenenze preconcette o cose di questo tipo, ma perché condivide un programma concreto per il futuro della città, quindi anche su questo noi siamo abbastanza chiari. Per noi non ha senso porre veti o definire a priori, diciamo, il perimetro della coalizione, ampia o stretta che sia. Il perimetro della coalizione è definito dal programma della coalizione stessa, quindi se diverse realtà politiche saranno d'accordo, come peraltro già in parte hanno dimostrato di essere anche nel lavoro in Consiglio Comunale, sui grandi temi che riguardano il futuro della città, appunto da Porto Vecchio alla mobilità, alla gestione dei servizi pubblici, alla salute territoriale, all'ambiente, ecco, su tutti questi temi, se si riesce a trovare una quadra, quella sarà la coalizione. E poi ovviamente, una volta affrontato il lavoro programmatico, una volta definito il programma, sarà compito anche di quelle forze politiche identificare chi è la persona migliore per rappresentare quella proposta e per farla vincere alle elezioni. Però dal nostro punto di vista le cose vanno fatte con una certa sequenza, bisogna prima mettersi d'accordo nel merito e sulle proposte, e poi ovviamente anche riuscire a costruire una candidatura che secondo me dovrebbe essere di discontinuità, nel senso che se si seguirà il percorso che stiamo proponendo di fare, si definirà una coalizione che sarà nuova, non sarà semplicemente un centro-sinistra più o meno largo, ecco, sarà una coalizione che avrà una forte anche componente civica, che noi vogliamo sia municipalista, nel senso che si deve occupare innanzitutto dei problemi della città, non deve essere definita per accordi o per scelte prese altrove, ma deve insomma nascere dai problemi e anche dalle opportunità che Trieste oggi offre. Questa coalizione nuova ovviamente dovrà avere una rappresentanza all'altezza, ecco, che sappia portare questo messaggio in tutti gli angoli di Trieste. Però ripeto, abbiamo 2 anni di tempo, la nostra proposta nasce proprio per questo, per sfruttare al meglio questi 2 anni e provare a fare in modo che Trieste abbia alle elezioni un'alternativa all'altezza, diciamo, delle aspettative di tante e tanti. Quindi un lavoro comune sui temi, sui grandi temi, diceva appunto Riccardo La Terza, a cominciare proprio dalla sfida di Porto Vecchio, questa insomma quella principale per Trieste. Sì, su questo rilevo che proprio per stare anche nell'ottica del ragionamento programmatico sul futuro, nel 2021 durante l'ultima campagna elettorale non eravamo in tantissimi a dire
che per Portovecchio serviva anche un futuro produttivo, quindi un mix di funzioni che prevedesse anche delle funzioni produttive di industria ad alta tecnologia, ovviamente non impattante e compatibile con l'ambiente, ma perché? Perché siamo convinti che quella sfida Trieste la vince, la sfida di recupero di Portovecchio, se riesce a risolvere i problemi che Trieste ha, e uno dei problemi è la mancanza di una base produttiva, la mancanza di posti di lavoro di qualità che permettano a chi magari ha studiato qui o anche appunto è nato qui a Trieste di rimanere e di avere una prospettiva lavorativa e di vita all'altezza delle sue aspettative. Questa era una cosa che appunto dicevamo nel 2021, l'abbiamo continuata a dire, a proporre, anche a dettagliare ulteriormente nel corso di questi anni. Rileviamo che negli ultimi passaggi, per esempio quando in Consiglio Comunale si è discusso della proposta di Costim, a sostenere la necessità di un riutilizzo anche produttivo di Portovecchio non eravamo gli unici, ma appunto anche le altre forze di opposizione si sono in qualche modo allineate su questo tema. Ecco, penso che sia un dato positivo, al netto del fatto che purtroppo l'attuale proposta assunta dal Comune non abbia queste caratteristiche, sia sostanzialmente un'operazione di speculazione immobiliare che proveremo il più possibile anche nel corso dei prossimi anni a correggere e a migliorare. Però che si parta da una prospettiva comune su quell'area, che è un'area così strategica per il futuro della città, è un punto di partenza molto buono, ecco, per noi. Ecco, è una buona base, insomma, sì. Diceva prima appunto sulla base anche di delle esperienze di 3 anni e passa, insomma, di opposizione in Consiglio Comunale, quindi di lavoro all'interno proprio del Consiglio Comunale di Trieste, anche su altri temi abbiamo visto battaglie che sono già iniziate in qualche modo. Citava prima la questione dell'asilo nido di Roiano, no? Ma non c'è soltanto questo per quanto riguarda la non esternalizzazione di vari servizi, insomma, comunali. Sì, esatto, sull'asilo abbiamo peraltro condiviso proprio pochi giorni fa la richiesta avanzata da appunto Franco, ma appunto che è stata fatta anche con le altre forze di opposizione, quindi anche col PD e col Movimento 5 Stelle, di incontrare il sindaco per discutere finalmente della questione. Ricordo che il tema è fermo a livello di dibattito consiliare da luglio, dopo il tentativo da parte della maggioranza, o almeno di una parte della maggioranza, di privatizzare sostanzialmente il servizio, che è stato sventato almeno in quell'occasione, anche grazie al nostro lavoro in Consiglio Comunale, ai tanti emendamenti che abbiamo presentato, ma anche alle giuste proteste da parte delle educatrici, penso per esempio delle educatrici precarie del comune, che potrebbero essere stabilizzate proprio per aprire quella struttura, e dei genitori in generale che giustamente vogliono avere un servizio pubblico all'altezza dei servizi per l'infanzia. Quindi noi siamo sempre in una posizione come dire, propositiva, vogliamo sbloccare quella struttura che tra l'altro è pronta, arredata ormai da diverso tempo, ed è inaccettabile che rimanga chiusa, e per questo appunto abbiamo condiviso la richiesta di incontrare il sindaco di piazza. Però appunto non è solo il tema dei servizi educativi, in generale sui servizi in gestione al comune va fatto un ragionamento complessivo. Pensiamo per esempio al fatto che il servizio idrico integrato scade nella sua attuale concessione ad Acegas nel 2027, ed è quella l'occasione per ragionare finalmente di una ripubblicizzazione del servizio. Nel 2011 la maggioranza assoluta dei triestini votò a favore di una gestione pubblica dell'acqua. L'acqua è gestita da società pubbliche in-house in tutti i comuni in praticamente tutti i comuni della regione, tranne a Trieste, quindi il motivo per cui anche insieme alle altre forze di opposizione abbiamo condiviso nelle settimane scorse la proposta di costituire una commissione speciale sul tema. Ma poi c'è anche tutto il fronte degli appalti, che ci sta particolarmente a cuore, perché anche in quel contesto lì il comune, dal nostro punto di vista, dovrebbe promuovere un lavoro degno a partire dai salari, che in alcuni di questi appalti sono sotto quella che nei fatti è la soglia di povertà certificata dall'Istat, e a noi sembra inaccettabile che un'istituzione pubblica per prima non dia l'esempio su come vanno trattati non solo i lavoratori che lavorano in determinati servizi, ma anche i servizi stessi, che chiaramente, se sono svolti da persone non adeguatamente riconosciute anche dal punto di vista salariale e professionale, inevitabilmente perdono di qualità. Ecco, su tutti questi temi andrebbe fatto un ragionamento complessivo. Chiaramente noi li affrontiamo di volta in volta quando c'è l'occasione di farlo in Consiglio Comunale, ma se vogliamo avere l'ambizione di governare
Trieste in futuro dovremo avere un piano ben chiaro, ecco, su come garantire da un lato la qualità dei servizi e dall'altro la dignità del lavoro. Allora, prossimi passaggi, adesso che avete lanciato voi, no, questa proposta, attendete insomma, le risposte? Attendiamo un riscontro formale anche da parte delle altre forze politiche, ci auguriamo che arrivi presto, ci auguriamo che ci si metta a lavorare insieme, ma soprattutto che si riesca a combinare da un lato il ragionamento e il confronto tra le forze politiche e dall'altro il confronto aperto a tutta la cittadinanza nelle sue forme organizzate, ma anche singoli cittadini che possono avere voglia e interesse di contribuire a questo percorso. Grazie a Riccardo Laterza per essere stato con noi, torni a trovarci qui al nostro approfondimento quotidiano. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, in apertura ancora la cronaca e nuovi dettagli, nuovi risvolti sul caso dell'omicidio nell'ex ghetto. Erika Podmenic, accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, era alla spasmodica ricerca di denaro già dal 2023, come testimoniano i messaggi su un sito di prestiti fra privati. Intanto emergono altri particolari inquietanti sull'assassinio dell'89enne in via delle Beccherie. Vediamo il servizio di Gianluca Paladini. Buongiorno, sono una persona onesta che grazie all'ex marito non può ottenere prestiti dalle banche. Contattatemi se possibile, grazie. È il messaggio firmato Erika Podmenic, datato 1 aprile 2023, in un sito di servizio prestiti fra privati. La donna accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, avvenuto nell'appartamento al terzo piano di via delle Beccherie 7 lunedì scorso, da almeno 2 anni era alla costante ricerca di soldi. Ecco quanto sta emergendo sul profilo della 58enne, separata dal marito in difficoltà economiche. Nel sito prestitiFraPrivatiUrgenti.it si trovano annunci di tutti i tipi, da chi ha bisogno di soldi con urgenza, che siano 1.500 o 20.000 euro, a chi i prestiti li offre. Cercasi strozzino, presta soldi è una delle richieste che va per la maggiore. Dunque ottenere denaro velocemente per mantenere uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità e rimediare alle troppe spese impulsive? Da tutti descritta come persona appariscente con la cura per il vestire, Erika Podmenic è al centro delle indagini non solo per la morte dell'89enne residente nel ghetto. I carabinieri troveranno poi la refurtiva in gioielli in un cassonetto dell'immondizia in via Campielisi, ma anche per i 2 casi delle donne narcotizzate e derubate, come raccontato dalla nostra emittente. Persone che credevano che Erika fosse una loro amica. Drogata con un tè al sedativo, una 76enne ex collega di lavoro della Podmenic si risvegliò cappottata con l'auto a Conconello il 17 marzo scorso, senza cellulare e orologio. L'altra, una 60enne di Servola, si sentì male dopo un caffè latte preso assieme alla 58enne la mattina del 24 febbraio al bar Pane Quotidiano di Servola. La vittima rimase in coma all'ospedale per quasi 2 giorni dopo aver ingerito un'abbondante quantità di triazolam, un potente sonnifero. Al suo risveglio non aveva più l'orologio al polso. Secondo l'accusa, Erika Podmenic scioglieva il farmaco nelle bevande delle sue vittime. Una domanda sorge spontanea: se la 58enne era alla ricerca urgente di soldi già dal 2023, possibile che ci siano altri casi di anziane narcotizzate e derubate su cui le forze dell'ordine stanno indagando? Ad ogni modo, dalla perquisizione della casa della 58enne in via della Cereria non è stata rilevata la presenza di farmaci di quel tipo. Come procurarseli dunque? Intanto emergono altri elementi inquietanti su quanto successo in quell'appartamento di via delle Beccherie. Isabella Tregnaghi, l'incarico per l'autopsia sul corpo verrà disposto lunedì, è stata colpita con 5 coltellate, fatale quella alla gola. Il coltello inoltre, come dimostra lo scontrino, era stato acquistato da Erika la mattina del giorno del delitto. Una dinamica di una violenza inaudita, tanto da convincere il giudice per le indagini preliminari a disporre la custodia cautelare in carcere per evitare il pericolo che la 58enne possa uccidere di nuovo.
Durante l'ultima puntata di Ring abbiamo approfondito il tema delle violenze e delle truffe agli anziani assieme a Sofia Brunetti di Televita. Il servizio di aiuto a persone sole e fragili svolge un ruolo fondamentale anche nella collaborazione con le forze dell'ordine, come nel caso proprio dell'assassinio di Isabella Tregnaghi. Vediamo. I dati dicono che nel 2024 le truffe a carico degli anziani sono aumentate del 21% rispetto al 2023. Ma nella nostra città? In Italia. Sì, e questo è un dato allarmante, ma se guardiamo anche i fatti di cronaca, anche a Trieste, quanti sono i fatti di cronaca che negli ultimi mesi o anni ci riportano di truffe o tentate truffe o rapine ad anziani? A Trieste, così come in tutta Italia, ormai è un'emergenza. Le truffe agli anziani avvengono con le modalità più disparate, la tecnica del finto incidente, della pratica bancaria, del figlio finito nei guai e chi più ne ha più ne metta. Televita, che attualmente segue e assiste 7.000 persone in Friuli Venezia Giulia, l'attività è in espansione, nasce proprio per fornire aiuti e appoggi fondamentali per le persone sole e fragili, ma non solo. Il tema è stato oggetto di approfondimento nell'ultima puntata di Ring. È un dispositivo, può essere un bottone che porti al collo o porti al braccio, oppure uno smartwatch. Sono quelli che vanno in E mi basta premere rapidamente? Ti basta premere e arriva un segnale di soccorso nelle nostre centrali. Il è dispositivo la rete, cioè voi costruite una rete. Noi costruiamo una rete, ma noi costruiamo l'intervento H24, noi facciamo la chiamata settimanale. Questo ci permette di creare un legame, un rapporto di fiducia e anche di captare quando ci sono delle situazioni che deviano dalla norma. Cioè sentite l'anziana un po' diversa, l'anziano, ho capito. Sentiamo l'anziano più diverso, ma non solo, sentiamo l'anziano, non so, schiaccio il bottone, c'è qualcuno che mi bussa alla porta, non so chi è, non l'ho mai visto, che faccio? Arriviamo noi. Sui rischi truffe siamo riusciti a intercettarli, ma soprattutto quello che gli incidenti domestici è quello un altro fattore molto importante. Dunque Televita svolge un servizio importante per prevenire e arginare fenomeni come questo, anche collaborando con le forze dell'ordine. Non da ultimo il ruolo avuto a seguito dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, per la cui morte è accusata la 58enne Erika Podmenic. La figlia dell'89enne, grazie alle telecamere installate nella casa della madre, ha allertato la sala operativa di Televita. E alle 13 del 31 marzo ha chiamato le nostre centrali operative, come da quando c'è un'emergenza i nostri utenti devono chiamarci, devono mandare. Ha chiamato le centrali operative dicendoci: andate da mia mamma, c'è qualcosa che non va. E poi quello che è stato trovato lo sappiamo tutti, quindi questo è quello che è successo. Una truffa invece sui rimborsi per l'acquisto di apparecchi acustici è stata scoperta a Trieste dalla Guardia di Finanza. Sono stati sequestrati 48.000 euro alla titolare di una clinica privata. Vediamo. Maxi truffa da 48.000 euro a danno dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. La Guardia di Finanza ha sequestrato l'ingente cifra alla legale rappresentante di una clinica audiologica di Trieste, che ha beneficiato indebitamente dei rimborsi erogati dalla SUGI previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di apparecchi acustici da parte di persone riconosciute come invalide civili. Il nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle ha ricostruito l'attività della titolare della clinica, una cittadina ragusana da tempo residente a Trieste, che avrebbe percepito nel solo periodo tra il 2018 e il 2023 la somma di 48.000 euro per il rimborso a 35 clienti per l'acquisto di altrettanti apparecchi acustici. Ecco il meccanismo della truffa. La titolare si metteva a disposizione per avviare l'iter burocratico per la percezione del rimborso per conto dei clienti della clinica, produceva personalmente le relative richieste dalla SUGI, trattenendone direttamente l'importo. Il metodo prevedeva anche una variante più rapida con cui venivano semplificati i documenti autorizzativi, a volte con timbri e firme false di medici effettivamente in servizio nella clinica otorino-laringoiatrica di Cattinara. La donna è stata quindi denunciata alla procura per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale e falsità in atti pubblici. Ancora cronaca, imbrattata con una scritta ingiuriosa Scala Joyce dislocata fra via Bramante e via Segantini. Vediamo. Ecco, allora l'episodio su cui indaga la polizia locale è stato segnalato dai residenti nella zona che da anni si battono per il decoro del rione. Si è attivato in materia anche l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder per programmare un intervento mirato di pulizia con prodotti specifici.
Colpo di coda dell'inverno fra domenica e lunedì in Friuli Venezia Giulia. In arrivo Bora fino a 100 km/h e temperature in calo di ben 10 gradi. Vediamo. Colpo di coda dell'inverno nel primo weekend di aprile, con temperature in picchiata e Bora forte sulla costa. Sì, sostanzialmente l'anticiclone che ci sta interessando in queste ore, nel corso delle prossime ore, tenderà a spostarsi verso ovest, e quindi l'afflusso di correnti miti che ci sta interessando da alcuni giorni e che ha portato le temperature superiori alla norma tenderà a finire e verrà sostituito invece da una discesa di aria fredda artica che nel corso della giornata di domani, nel corso della giornata di domenica, interesserà il Friuli Venezia Giulia, portando un brusco abbassamento delle temperature fino addirittura a oltre 10 gradi in quota, che si ripercuoterà anche al suolo, con temperature che nel corso dell'inizio della prossima settimana non andranno oltre i 13-14 gradi nei valori massimi. In particolare a Trieste rimarranno chiusi i giardini comunali per la giornata di domenica e quella di lunedì, proprio a conseguenza delle forti raffiche di Bora che spireranno nella Venezia Giulia. L'afflusso di aria fredda si manifesterà appunto attraverso un'intensificazione della Bora, che soffierà a partire dalla prossima notte, quindi dalla notte di domenica, con raffiche che saranno sostenute sulla costa e sulle zone orientali, forti a Trieste, con raffiche appunto che potrebbero localmente avvicinarsi ai 100 km/h nel corso della mattinata. Poi a partire da metà pomeriggio di domenica si avrà un graduale calo che accompagnerà fino all'inizio della giornata di lunedì. Poi da lunedì pomeriggio la Bora dovrebbe cessare del tutto. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'agente scelto della Polizia Locale, Fabrizio Morello. Buongiorno. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. La mobilità viabilistica sia questa mattina che in questo momento è molto calma, non ci sono né code né rallentamenti. Anche la mattina è stata una mattinata molto tranquilla, con qualche intervento di routine, nulla di particolare. Vi volevo, per quanto riguarda nei prossimi giorni, anzi oggi per sabato, iniziano i divieti lungo le rive per l'arrivo delle navi da crociera. Quindi dalle 12 in una gran parte delle rive, diciamo le solite postazioni, iniziano i divieti, e quindi con gli eventuali sgomberi e rimozioni, quindi fare molta attenzione, eventualmente spostare il veicolo. Per quanto riguarda domani, avremo l'80° giro di San Giacomo, una gara podistica che partirà dalle 9:30 da San Giacomo e percorrerà diverse vie cittadine. Quindi ci saranno presumibilmente rallentamenti tra San Giacomo, Servola e queste zone qua. Naturalmente il nostro personale sarà sul posto. Inoltre vi ricordo che ci sono delle riprese cinematografiche in zona Teatro Romano, Parco San Giusco, Largo Riborgo, e anche lì bisogna fare molta attenzione, perché sono presenti i divieti di sosta e fermata temporanei e quindi bisogna spostare urgentemente i veicoli, se no verranno rimossi. Queste riprese cinematografiche si sposteranno poi successivamente in via Diaz, Veneziane e Amboilati. Questo per oggi è tutto. Grazie. Se vuole restituisco la linea. Grazie molte, allora buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie mille, buona giornata. Grazie, allora noi proseguiamo parlando del futuro del Museo del Mare in Porto Vecchio, fra ritardi sulla consegna, aggravio di costi per le opere e dubbi su quanto realizzato sinora. E l'allarme lanciato stamani a Sveglia Trieste dall'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. L'operazione Museo del Mare in Porto Vecchio è un'operazione che nasce sotto grandi difficoltà, perché abbiamo un progetto dell'architetto Consuegra. Io nella mia vita ho lavorato con molte cosiddette archistar, con le quali evidentemente i rapporti non sono semplici, perché non basta essere creativi, no? Bisogna soprattutto avere in testa
delle tempistiche, la programmazione. Evidentemente che lì c'erano le vecchie saline, c'era una presenza di acqua, ci sono risorgive, ci sono torrenti che vengono giù dalle valli carsoline, c'è di tutto e di più, costruzione su pali e quant'altro, su piattaforme. Ecco, tutte queste cose evidentemente credo siano state in qualche modo, come si dice, sottovalutate. Io sono molto critico su questo, perché è evidente che questo ha comportato ritardi e molti maggiori costi. La stima ora a quando si è spostata? Allora, le stime che mi fanno hanno delle date che dovrebbero essere, se ho ben capito, marzo 2026. Io alle stime non credo più. Io crederò quando verrà consegnato per gli allestimenti, quando ci sarà una data. Che ci sia una fine, ci sarà certamente una fine, no? Tutto finisce, però bisogna capire se finisce in gloria o meno. Cioè, quindi non ho dubbi che una volta finito sarà bello, sarà allestito, sarà una cosa da seguire, però la mia è una critica, che è una critica costruttiva, perché ho dato dei suggerimenti, delle cose da assessore alla cultura, ma evidentemente non ho avuto il peso giusto per poter incidere, quindi ognuno si assumerà le responsabilità e via discorrendo. Quindi abbiamo varie gatte da pelare ancora a destra e a sinistra, raggiungeremo certamente gli obiettivi, ma una cosa è raggiungere gli obiettivi in tempi utili e con un'esposizione economica giustificata e un'altra è raggiungerli a babbo morto. Prima ieri al Rossetti per Thérèse, uno spettacolo diretto da Stefano Ricci, accolto dal pubblico triestino con una rispettosa indifferenza. L'operazione, bisogna ammetterlo, non è del tutto riuscita. La recensione di Umberto Bosazzi. Il regista Stefano Ricci lo ha ammesso precauzionalmente. Teresa, al Rossetti fino a lunedì, prende le mosse dal romanzo di Zola Teresa Raquin per allontanarsene quasi subito e trasformarsi in una disquisizione sull'assenza. Il guaio, e non è il solo, è che ogni tanto a quella vicenda lo spettacolo ritorna, chiedendo al pubblico un'attenzione che a conti fatti si rivela inefficace, già che dopo aver destrutturato la trama non vi è alcun tentativo di ricomposizione. Difficile da accostare, Teresa è uno spettacolo difficile da giudicare. È innegabile che qua e là vi sia qualche spunto interessante in partenza, l'idea di assistere alla lettura di un copione cinematografico, le suggestioni che arrivano dalle riprese realizzate sotto al piano inclinato, di fatto unico elemento scenografico. Nulla però che in ultima analisi non si riveli frastagliato e ai più scarsamente comprensibile. Ancora peggio, Thérèse non diverte nel senso etimologico del termine, non distoglie lo spettatore dai propri pensieri consentendogli la concentrazione necessaria per raccapezzarsi di quanto accade in scena. E persino il nudo integrale maschile, accolto senza alcun problema, segno anche di una platea matura, incide poco o nulla sul risultato di uno spettacolo accolto dai rispettosi applausi e da più di un bravo rivolto agli interpreti di un pubblico che, una volta indossati i paltò e chiestosi a che cosa avesse assistito, in men che non si dica è tornato alle proprie occupazioni, condannando Thérèse ad un'indifferenza non del tutto immeritata. Partita questa mattina dalla Capitaneria di Porto di Trieste la staffetta benefica Run for Hope a favore dell'AIRC per la ricerca sui tumori pediatrici. La corsa toccherà tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Le donazioni di quest'anno andranno alla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. È partita dalla Capitaneria di Porto di Trieste la prima tappa della staffetta benefica Run for Hope, giunta alla quinta edizione, promossa con Trieste Atletica e Regione. Ancora una volta lo sport al servizio della comunità. In questo senso non soltanto ci si diverte, si organizza una bella manifestazione di carattere sportivo con una bella staffetta che durerà parecchi giorni e percorrerà un bel pezzo della nostra penisola, ma con questa staffetta si raccolgono anche dei fondi destinati alla ricerca contro i tumori e in particolare contro i tumori pediatrici, quindi sicuramente una bella iniziativa e vanno ringraziate quelle associazioni che si sono messe a disposizione, in particolare per Trieste Atletica. Ecco, su questo noi ci crediamo profondamente, perché comunque non è solo l'iniziativa sportiva ma anche associata al fatto che noi dobbiamo aiutare queste realtà che sono un po' in qualche modo sì considerate ma non abbastanza. E avere l'attenzione soprattutto per temi come questi, come la ricerca e l'AIRC, quanto sia importante lavorare su questi temi, quindi non posso che ringraziare gli organizzatori per partecipare qui con la partenza da Trieste, ma sappiamo quanto a Trieste
le associazioni sportive locali siano vicini e attenti a questi temi. Il percorso della Run for Hope toccherà tutte le province. Dopo la Trieste, Monfalcone e Palmanova di oggi seguiranno altre 7 tappe, l'ultima tra Cividale e Gorizia domenica 13 aprile. La domenica sportiva propone l'impegno in trasferta della Triestina con il Renate e quello casalingo della Pallacanestro Trieste con Napoli. Vediamo. Punti cruciali per la salvezza e corsa al vertice, 2 sfide opposte quelle che vedranno impegnate questa domenica Triestina e Pallacanestro Trieste. I rossolabardati dovranno vedersela con il Renate che all'andata sconfisse l'Unione per 1-0. Si tratta della prima delle 4 sfide finali di stagione regolare, poi arriveranno in serie le 2 big Padova e Vicenza, quindi il Novara a Rocco per chiudere. La squadra di Tesser, che ha ancora una possibilità di evitare i play-out, recupera Udo che fornirà un'alternativa utile in attacco a Strizzolo e Vertainen, mentre presumibilmente non ci sarà Correia dopo la botta all'anca rimediata sul finire della partita scorsa. Al suo posto Fiordilino in mezzo alla linea mediana, con presumibilmente Brahima a fare da mezzala. Difficile anche il ritorno in campo di Balcò. La gara sarà visibile lunedì 7 aprile su Tele4 alle 14:55 e replica alle 23:30. Al Palatrieste domani alle 17 è attesa invece Napoli, squadra che sta viaggiando a un ritmo che a breve le consentirà di consolidare la salvezza, che di recente ha battuto sia la Virtus che Milano, squadra radicalmente cambiata rispetto a quella battuta nel girone d'andata, con Pullen e Green tra gli uomini più pericolosi e il dinamismo di Egbunu e Totè sotto le planche. Per i biancorossi l'incognita su un possibile rientro di Ross a quasi 2 mesi dall'intervento al pollice della mano destra. Quanto alla panchina, la società conta di vederci sopra coach Jamion Christian a ritorno dalla presentazione alla Bryant University negli Stati Uniti, che allenerà il prossimo anno. Scelta di tempo e questione di rispetto per l'attuale società, quantomeno rivedibile al netto dei meriti dell'allenatore per il percorso fatto nella città della Bora. È successo fondamentale in chiave quarto posto in classifica ieri sera alla Piscina Bianchi per la Pallanuoto Trieste, che ha battuto l'Ortigia per 15-10. Vediamo. La Pallanuoto Trieste regala spettacolo e conquista una vittoria fondamentale. Nella 12ª e penultima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, alla Bruno Bianchi gli alabardati hanno battuto l'Ortigia a Siracusa per 15-10, successo che permette di ottenere 3 punti preziosissimi in chiave quarto posto in classifica, salendo così a quota 46 in attesa del risultato di Bologna. Quarta posizione in classifica che, se confermata al termine della regular season, dà accesso ai playoff scudetto e soprattutto qualifica le coppe europee. In un match equilibrato nella prima metà gara, con ospiti pure più volte in vantaggio, ha fatto la differenza l'approccio ad inizio ripresa, quando Mladosic e Draskovic hanno sfruttato 3 occasioni in serie per passare in vantaggio e toccare le 3 reti di margine. Poi, nell'ultimo quarto, Manzi, Marziali e Podgornik hanno chiuso i conti con la squadra che schiera anche l'ex giapponese Inaba. Sì, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto, soprattutto nel terzo e nel quarto, abbiamo fatto l'allungo decisivo, abbiamo iniziato un po' contratti, primo tempo eravamo un po' slegati, poco dentro la partita, però poi piano piano ci siamo sciolti e il terzo e il quarto siamo venuti fuori. Questa partita, lo sapevamo dalla vigilia, era fondamentale, i 3 punti oggi ci permettono di andare in trasferta a Firenze con una marcia in più. L'anticipo ci è andato bene in questa serata, abbiamo giocato molto bene, siamo partiti forse un po' contratti, forse un po' con un po' di ansia della partita, ma poi è andata assolutamente sui binari giusti, abbiamo cominciato ad ingranare facendo quello che ci siamo detti di fare e l'abbiamo portata a casa. La classifica dice che siamo lì per giocarci nell'ultima partita al quarto posto, ci siamo, ci proviamo fino alla fine e vediamo quello che succede, quello che ho detto anche prima, che il finale di campionato sono tutte partite così equilibrate, sia che si giochi contro una che classifica un pochino sotto o sopra, sono tutte partite che bisogna giocare. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.